Ben ritrovati, pronti per una nuova puntata dedicata ai diritti dei cittadini, diritti negati spesso come ormai da anni, no? Diciamo. Si annunciano giornate, settimane davvero dure per la Calabria, lo sappiamo, insomma lo sapete tutti, la Calabria rientra tra le regioni zona rossa, molte restrizioni per contenere appunto la pandemia. Beh, una decisione che purtroppo, lo dicono gli analisti, avrà delle pesantissime ripercussioni sulla già fragile e debole economia di questa regione, perché molte attività che ancora devono riprendersi, ecco, dal primo lockdown adesso saranno nuovamente chiuse, quindi saranno davvero ingenti le perdite e ci sono molte incognite per il futuro di questa terra. Intanto saluto il nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del CODA Cosenza, bentornato Bentrovati, avvocato. bentrovati. Il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì ha annunciato che la giunta, la regione è al lavoro per presentare ricorso proprio contro questo nuovo decreto del governo, sia per quanto riguarda il decreto della sanità, cioè la sanità continua ad essere commissariata, sia per quanto riguarda infatti il decreto che dichiara la Calabria zona rossa. Non so se abbiamo già una telefonata, pronto? Pronto? È pronto? Sì, salve, da dove chiama? Da Rende. Benvenuta signora, prego. Buongiorno, scusi, volevo rivolgere una domanda all'avvocato Rodighiero. La sta ascoltando, prego. Pronto? Dica. Signora, la sentiamo, può fare la domanda? Ah sì, siccome ho comprato un appartamento e ho un inquilino che abita, io dovrei andare a ridiscutere il contratto di affitto con i relativi tempo di locazione oppure rimane in vigore il precedente? Perché signora dovrebbe ridiscutere il contratto? Signora, l'inquilino non paga, ci sono problemi, ha perso il lavoro in questo periodo, perché dovrebbe ridiscutere? No, perché siccome con il precedente proprietario svolgeva una funzione di guardiano, in poche parole, cose che io ho messo un impianto di antifurto, di allarme per la casa relativo al giardino. Pagava un canone così forfettario. Ah, quindi lei è subentrata, ha acquistato questo appartamento da un precedente proprietario, c'era già questo inquilino che pagava un minimo perché aveva anche questa funzione, no, di controllare, di guardiano. Adesso insomma lei si è ritrovata all'appartamento con l'inquilino dentro, questo insomma? Sì. Allora in questo caso, avvocato, come funziona? Sì, è comune questa problematica, non si può prescindere dal leggere, fate leggere a un tecnico, in questo caso un avvocato, il contratto che legava il conduttore col precedente proprietario, perché il principio è questo. L'unico obbligo che ha il conduttore di un immobile, in questo caso questa persona che avete trovato in casa già legata da un contratto, è quello di pagare il canone di locazione, mentre il vostro obbligo di legge è quello di far godere al conduttore il bene locato. La circostanza dell'acquisto dell'immobile già locato ad altra persona non fa altro che l'obbligazione di pagamento, naturalmente il conduttore ben paga se paga a voi il canone di locazione. È vero che c'è tutta una normativa che prevede che la risoluzione del contratto, e quindi può cessare prima della scadenza naturale, se ci sono delle esigenze particolari del proprietario, quindi in questo caso voi. Però è una fattispecie che non può prescindere dalla lettura attenta di quelle che sono le clausole contrattuali che legavano il precedente l'inquilino attuale al precedente proprietario. Voi l'unica cosa che dovete fare è notiziare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno questo che c'è qui dentro, perché da tale mese deve pagare a voi il canone di locazione.
ripeto, quel contratto con quelle obbligazioni si trasmettono direttamente a voi. Per cui, ripeto, con quel contratto fatelo vedere, diciamo, a un tecnico, quindi a un avvocato in questo caso, in modo che poi vi consiglia al meglio. Ecco, questo, vi ho detto quali sono i principi generali. Poi se questa casa per voi è prima casa e ci dovete andare ad abitare, naturalmente ci sono delle norme premiali per voi che vi consentono di recedere da questo contratto di locazione senza le rigide norme che prevedono la disdetta con la tempistica naturalmente di legge, essendo locazione 6 mesi. Però ci sono delle eccezioni che però se sussistono in capo alla telespettatrice. Quindi diciamo, meglio far vedere proprio il sempre far vedere il contratto, diciamo, ad un quindi legale. a un legale in questo caso. Sì. Grazie signora per aver telefonato. Io intanto vedo già in collegamento via Skype alcuni dei nostri ospiti. Abbiamo Mariella Ippolito, che è la rappresentante provinciale di Cosenza della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. Benvenuta a questa trasmissione. E ben trovati. Eccoci, la vostra diciamo, associazione ha questo valore guida, no? Che è l'articolo 1 della nostra Costituzione, la Costituzione italiana, cioè l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ecco, il lavoro che in questo purtroppo periodo scarseggia a queste latitudini soprattutto. Ecco, lei si occupa proprio del mercato del lavoro. Come vanno le cose dall'inizio della pandemia ad oggi? Allora, io partirei col dire che una delle categorie che una condizione disagiante in questo, dall'inizio del lockdown e che ancora si porta dietro è proprio la classe femminile nel mondo del lavoro. Una nazione come l'Italia, che entra in una comunità europea con una certa velocità, anche se diciamo forse non c'erano neanche le condizioni per poter entrare in modo adeguato, ma che quando si tratta di gestire delle situazioni improvvise, inaspettate, praticamente non considera minimamente la comunità europea, ma che praticamente fa diciamo di testa sua sulla base di quello che decide la classe dirigente del momento. Ci siamo trovati praticamente a chiudere, ci siamo trovati le donne a dover affrontare il mondo del lavoro e la gestione familiare, quindi della prole, senza naturalmente avere delle misure che diciamo cercavano di diciamo sostenere la situazione stessa. Il governo ha ben pensato di concedere dei congedi straordinari pagati al 50%, ma per dei miseri 30 giorni, che naturalmente uno che ha dei figli certamente non è per 30 giorni che li ha. A questi congedi straordinari pagati al 50% ha ben pensato di appoggiare un'altra misura, che è il bonus babysitting, che naturalmente dava un una tantum di 1.200 euro per i lavoratori privati e di 2.000 euro per chi lavorava nel settore sicurezza e nel settore sanitario. Sempre un una tantum, come se i figli si avessero solo per determinati periodi. Quindi una condizione veramente disagiante per chi comunque in una famiglia si è trovato a lavorare marito e moglie con i figli a casa, e naturalmente non è assolutamente non sono assolutamente queste due le misure che hanno permesso di poter andare avanti. E con questo nuovo lockdown, insomma, le cose si complicano, con questo nuovo lockdown. Assolutamente sì, anche perché diciamo che i nonni che dovevano fare da supporto
alla crescita dei nipoti, per poter consentire anche ai genitori di poter lavorare, era impossibilitate raggiungerli perché praticamente era proibito raggiungere la casa dei parenti e quant'altro. Quindi diciamo che abbiamo avuto ci sono stati imposti dei doveri ben precisi da rispettare, perché altrimenti tutto ciò che si decideva era sanzionabile, senza naturalmente considerare poi i riscontri con il mondo del lavoro e con tutto il resto. Quindi attualmente con il nuovo DPCM ci troviamo comunque ad essere in una zona rossa, perché comunque continuiamo a piangere anche il non avere la nostra governatrice che sicuramente avrebbe evitato questa situazione, almeno insomma, di farci entrare in questa zona rossa, e poi naturalmente queste misure che non ritengo adeguate, perché gli asili nido... La interrompo, dottoressa Ippolito, perché abbiamo una telefonata in questo momento. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto, da dove ci chiama? Sono Ruperti, ho chiamato l'altro giovedì per l'invalidità civile inabile. Sì. Siccome sono stato a casa e mi hanno fatto fare una domandina per avere l'aumento. È vero questo? Sì, voi siete inabile. Inabile, sì, 100% inabile. E allora qui avete fatto bene a farla, perché ci sono delle nuove, diciamo, circolari da parte dell'INPS che ho provveduto naturalmente a stampare, per cui l'adeguamento e quindi l'aumento va anche in misura naturalmente rapportata a quello che è il reddito, anche per gli inabili al lavoro. Tenete presente che inabilità al lavoro significa che praticamente siete stato dichiarato assolutamente, quindi inabile a qualsiasi forma di lavoro, quindi non solamente specifico se lavoravate, ma praticamente l'inabilità al 100%. È previsto che abbiate anche voi questo aumento della pensione che vi è stata riconosciuta, e avete fatto bene a fare la domanda presso il CAF o il patronato. Quindi non è soltanto per coloro che percepiscono la pensione minima di invalidità al 100%, i quali se la vedono naturalmente raddoppiata, e praticamente fra novembre e dicembre avranno sia, e quindi sarà stabilizzata l'aumento della pensione di invalidità, e percepiranno tutti gli arretrati a far data da luglio 2020. Quindi riceverete tutti quanti da novembre e dicembre, quindi queste due mensilità, anche retroattiva, per cui percepirete tutti gli aumenti a far data da luglio 2020. Una buona notizia prima di Natale. Certo, abbiamo avuto questa batosta, possiamo dire, della zona rossa. Della zona rossa, però questo perlomeno, e quindi hanno incluso anche negli aumenti coloro che hanno questa non invalidità, inabilità al 100%, per cui c'è stata questa inclusione. Ed è proprio recentissimo una circolare dell'INPS. Sperando poi i tempi di lavorazione che non si allunghino causa pandemia. Allora, perfetto, i tempi di lavorazione, mentre sono già stati definiti per gli invalidi al 100%, per gli inabili come il telespettatore, probabilmente un po' la tempistica si allunga. Certo, perché col fatto che siamo anche entrati in lockdown, smart working, quindi i tempi un po' si dilatano per tutte le cose. Avremmo detto nel corso della telefonata, ne approfittiamo adesso, che praticamente mentre per la invalidità al 100% c'è un automatismo di legge, praticamente per l'inabilità come il telespettatore al 100%, non è retroattiva, per cui percepirà l'aumento dal mese successivo alla data in cui ha presentato la domanda. Per cui tutti coloro che sono inabili al 100% devono
trasmettere la domanda. Fare questa Se domanda. sono bravi sul sito dell'INPS oppure in modo assolutamente gratuito presso CAF o patronati che sono sparsi su tutto il territorio. Insomma, visto che siamo in lockdown, portatevi l'autocertificazione dietro. L'autocertificazione sempre perché da stanotte praticamente, da domani mattina praticamente c'è Dobbiamo anche all'interno dello stesso comune, spieghiamo, è stato già spiegato ampiamente nel corso dei telegiornali, lo stesso Premier Conte durante la conferenza stampa, però per le zone rosse anche all'interno del comune di residenza bisogna giustificare. E andare al CAF o al patronato non è né motivo di lavoro, né grave motivo di salute, quindi Ecco, non, quindi chissà per sì. telefono si riesce a fare qualcosa. Vedremo, insomma, Vediamo. abbiamo un grosso punto interrogativo. Sì. Intanto abbiamo una telefonata perché, insomma, parlavamo di questo ricorso, no, che la Regione sta per inoltrare. Ne parleremo tra poco. Vedo anche collegato Cristian Scalmazzi che saluto, ma prima voglio salutare chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Salve, da dove chiama? Chiamo da Cosenza. Prego. Io ho avuto un problema con un corriere, con il corriere SDA. Praticamente ho inviato un pacco il 20 ottobre, la tracciabilità si è fermata il 21 ottobre, io ho cercato, è un pacco assicurato, è un valore molto alto, è un mio bene che doveva tornare indietro tra l'altro perché andava in riparazione. E non esiste un servizio clienti di SDA, praticamente esiste un numero verde che non ha un operatore, quindi non si può mettere in contatto in nessun modo. Per fortuna io ho un contatto tramite Sendabox, perché ho acquistato tramite questo portale, che può mettersi in contatto con SDA, ma non in maniera diretta, perché c'è veramente una lungaggine. Oggi mi è stato confermato che probabilmente la lettera di vettura è stata staccata dal pacco e quindi c'è una procedura molto lunga per cercare se è stato smarrito o no. Cioè io al momento non posso nemmeno aprire una procedura di reclamo fin quando SDA non afferma che è stato smarrito. Sono già passate 2 settimane, insomma dal 21 ottobre che non c'è la tracciabilità. Il tempo di questa attesa per avere una certezza se è stato smarrito o no, confermato da SDA, mi hanno detto che è di 15 giorni lavorativi in tempi normali, oppure comunque sono considerati dei ritardi visti il Covid, ma non sono calcolabili questi ritardi. Cioè, a me sembra veramente un servizio vergognoso, non so a chi appellarmi, è un bene che a me serve per lavorare tra l'altro. Intanto vediamo se c'è qualche responsabile dell'azienda in ascolto, sì, può anche intervenire chiaramente. Intervenire. Voi però non dovete, allora voi sicuramente avete la ricevuta della spedizione, con questa ricevuta della spedizione andate e mandate una PEC sia al sito, che là ci sono i recapiti, e sia al vettore, in questo caso coloro che dovevano trasportare, alla sede legale, perché la sede legale ha diciamo una PEC. Se non la trovate andate su INIPEC tramite internet, e quindi ci sono tutte le PEC di tutti i soggetti che hanno partita IVA, e quindi sia del vettore e sia dello spedizioniere in questo caso, sia del portale, della società che gestisce il portale, per cui voi fate la diffida, allegate la ricevuta della spedizione che avete in possesso naturalmente, e quindi non state a sentire se vi aprono il sinistro, lo aprite voi con una PEC, quindi voi apritevi il sinistro, fate la contestazione con riserva di richiedere naturalmente i danni, per cui non aspettate che vi rispondano, perché si rischia di perdere molto tempo e praticamente ecco, dovete disdettare subito. Allora, disdettare con diffido, certo. ovviamente. Signora, se è tutto chiaro, se vuole aggiungere qualcosa, perché poi abbiamo altre telefonate. Sì, grazie. Prego, velocemente. Voleva aggiungere qualcosa? No, grazie. Grazie a lei. Saluto Cristian Scalmazzi, Confimitalia, insomma, è caccia al ristoro. Bentornato intanto, ecco, dopo questo... Buonasera a tutti. Caccia al ristoro possiamo dirlo, perché insomma abbiamo visto oggi ci sono tante proteste in tutta la Calabria. Ancora non c'è. Infatti, per questo insomma intanto sono Lo chiusi. diciamo intanto che non... Intanto con il lockdown chiudono, hanno avuto già queste perdite perché fino alle 18 alcune categorie, altre invece sono state costrette proprio a chiudere da qualche settimana. Adesso zona rossa
molte attività commerciali dovranno chiudere, quindi ci sarà un calo, un'enorme perdita, no, per quanto riguarda queste attività commerciali. Si aspetta, ci si appella... Sì, anche perché leggevo praticamente nelle attività, cioè quello che si dovrebbe ristorare, che molte attività, diciamo che questa zona rossa, questo nuovo lockdown, seppure, ecco, non ci hanno chiuso ma ci hanno socchiuso, entra poca aria, entra. Sì. Praticamente per tutte le attività commerciali che facevano food o avevano merce deteriorabile, quella non rientra. Ecco. Sono i ristoranti che hanno un approvvigionamento di alcune derrate alimentari che praticamente vengono fatte mensilmente, quindi non vengono fatti di giorno in giorno al mercato, per cui quelle ho letto che non sono considerate come perdite da ristorare. Facciamo intervenire Cristian Scalmazzi, ma prima abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Ardore Marina, provincia di Reggio Calabria. Benvenuta, prego signora. Vorrei fare una domanda a quello dell'Inps, quel signore. Faccio la domanda. Allora, io vorrei sapere se come mia madre è pensionata e anche prende l'accompagnatore, anche lei potrebbe fare quella domanda? No, Perché è in ho capito- automatico. Sull'indennità di accompagnamento? La signora è invalida al 100% e quindi ritenuta Sì, al articolo 100%. 3,3 legge 104, per cui all'accompagnamento. L'accompagnamento non c'entra assolutamente niente, Se ha la pensione? non ha assolutamente nessuna influenza su questo aumento. Bisogna vedere che reddito ha tolto, diciamo, l'indennità d'accompagnamento, perché ricordiamo che per avere questo aumento, se è singola la signora, quindi No, è vedova e prende... Sì. non deve avere, ve lo dico io subito, quindi escludendo l'indennità di accompagnamento, non deve avere come singola 8.400 euro all'anno, se invece con altra persona a carico 14.500. No, Questi è sono sola. i limiti di legge. Quindi rientra nel reddito, signora, più o meno? No, non entra, supera Supera il reddito. 8.000. Quindi diciamo che il raddoppio riguarda la pensione di invalidità, che è una cosa differente dall'indennità di accompagnamento. Non Quindi c'entra l'indennità. non c'entra l'indennità di accompagnamento perché quello rimane 500 e passa Sì, euro. ma Adesso quello non fa reddito. quindi- quello non fa E reddito. un'altra cosa, Sì, posso? prego signora. Allora, siccome io di reddito prendo 8.240, io posso fare la domanda di emergenza Il per il reddito... fatto del Covid? Allora, lì c'è un problema. Bisogna vedere se per il lavoro che voi fate avete avuto una decurtazione di più di un terzo del reddito. Quindi non è questo tanto il problema. Il reddito di emergenza è per coloro che praticamente sono rimasti in questo periodo ed è, diciamo, una Sì, tanto siamo molto... senza lavoro. E allora se è bloccato il lavoro, sì. Allora sì, se siete senza lavoro e quindi Ma lavorava Io la ho un signora? figlio all'università io. Siete? Eppure ho un figlio all'università. No, stavo dicendo, allora, si va a vedere che è molto ristretto, diciamo, il reddito di emergenza che si prende. Se voi avete avuto un abbattimento del reddito, mettiamo così, se voi adesso, per cause che non ce lo dovete dire, ecco, non Rimangono avete private. rente, rimangono private, lì la potete fare senz'altro. Rivolgetevi a un CAF o a un patronato. Sempre col punto Ok, interrogativo vi della ringrazio. zona rossa però. Esatto, perché- sempre con le dovute Sì, accortezze. certo. Fate Ok, accompagnare questo da una certificazione ISEE che sicuramente avete, perché praticamente se l'ISEE che è riferita all'anno scorso, però dovete anche dire che praticamente da causa Covid il reddito non è quello che appare, perché per farvi l'ISEE corrente passa una settimana in tempi normali, adesso con questo rallentamento che c'è da pandemia vi passerà molto tempo se voi avete esigenza di reddito di emergenza, quindi autodichiarate quello che adesso percepite. Purtroppo io sono più di un mese che sono a casa. Mio marito è già da 15 giorni. E perciò vi sto dicendo, quindi fatelo presso un CAF o un patronato, autodichiarate il reddito perché non c'è proprio il tempo
cioè non è che non c'è il tempo materiale, si allungano i tempi per richiedere un ISEE corrente, ecco, si allungano i tempi, ecco, semplicemente per questo. Grazie, grazie a lei signora, e noi nonostante il lockdown ogni giovedì saremo qui, magari l'avvocato forse sarà dalla prossima volta magari siamo tutti quanti via Skype, però insomma la trasmissione non si ferma, assolutamente la zona rossa non ci ferma, assolutamente. Cristian Scalmazzi, vediamo se riusciamo a parlare di ristori, non so se devo dare la linea alla regia, vediamo, no, abbiamo ancora tempo, ecco, quello che diceva l'avvocato, che insomma su questi ristori c'è un altro grosso punto interrogativo. Devo dare la linea alla regia? Pubblicità, a tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, mi date subito il collegamento con Cristian Scalmazzi, Confimitalia? Ci siamo? Eccolo, io lo vedo nel monitor di servizio, quindi parlavamo di questi ristori, dottor Scalmazzi. Parliamo di questi ristori che saranno sicuramente in ritardo perché in virtù del nuovo decreto del Presidente del Consiglio si è stabilito di individuare altri incentivi a sostegno delle imprese che sono localizzate nelle zone rosse. Proprio in questo momento è in corso un Consiglio dei Ministri dove si sta discutendo di ulteriori misure a sostegno delle imprese perché rispetto alla platea iniziale del decreto ristori, oggi con l'istituzione di queste pagelle che ha fatto il governo in regioni rosse, gialle e verdi, praticamente a secondo della tipologia di lockdown che viene applicato all'interno dell'area, che cosa succede? Ci saranno altre tipologie di attività che si vanno ad affiancare a quelle del decreto ristori. Ecco, e i tempi si allungano giustamente perché ancora si sta discutendo, intanto le aziende hanno chiuso, cioè molte attività hanno già chiuso. Quindi. Non so se voi siete a conoscenza dell'indagine che ha pubblicato Confesercenti. Abbiamo già 90.000 imprese fallite a causa di questo nuovo lockdown che in Calabria ci riporta indietro di 8 mesi. Saranno a livello nazionale altre 600.000 aziende a rischio fallimento e chiusura. Quindi al di là del decreto ristori, chi ci governa dovrebbe iniziare a pensare seriamente a delle modalità semplificate anche per quanto riguarda quelli che sono i fallimenti e le problematiche di queste aziende, per permettere comunque a chi vuole chiudere di chiudere nel modo meno doloroso possibile. Ecco, meno doloroso possibile, pensiamo all'imprenditore che ha fatto tanti investimenti, no? Pensiamo al dipendente che insomma con quello stipendio... E a tutti i dipendenti che fine fanno con queste chiusure dei negozi. Noi parliamo di cassa integrazione, sì, adesso ne parliamo anche con la dottoressa Ippolito, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, salve, da dove chiama? Allora, sto chiamando da Mantea. Benvenuto intanto, prego. Allora, vorrei chiedere all'avvocato alcuni quesiti. Io sono un invalido al 100% riconosciuto nel 2008, sono un NIA 3/4 con gravi problemi cardiaci. Percepisco una pensione di 115 euro più l'invalidità civile di 338 euro e il reddito di cittadinanza di 334 euro. Ho diritto a questa indennità? Sì, allora, la Corte Costituzionale, quella di cui stiamo parlando per quanto riguarda l'invalidità, ha stabilito che il raddoppio non si può avere meno di 671 euro, per cui tolte tutte le voci che non concorrono al reddito, dovete arrivare solo per questa voce a euro 671. Quindi questo dice la norma. Per chiarirci, ecco, che quindi anche se si fa un cumulo,
Ci sono voci che non vanno calcolate, per cui tutto quello che si prende temporaneamente non va calcolato. E, ripeto, chi già lo percepisce è un automatismo di legge per avere il calcolo esatto, sempre CAF o patronato, perché vi ripeto, sulla pensione di invalidità base non può essere inferiore a 671 euro, quindi quella è la base di partenza. Perfetto. Grazie. Poi i calcoli sono con algoritmi che naturalmente poi chi ha i collegamenti con l'INPS naturalmente inserisce i dati, inserisce le cifre che prende il telespettatore e li si estrapola, tenendo presente che coloro che già percepiscono è un automatismo di legge, quindi o a fine novembre o a fine dicembre voi dovreste trovare un adeguamento in questo caso, perché prendete anche altro, ecco, quindi un adeguamento senz'altro. Il condizionale però in questi casi è d'obbligo perché siamo sempre in questo periodo particolare. Sì, non, qualche ritardo ci sarà senz'altro. Purtroppo. Poi dimenticavo, avvocato, di dirvi che in seguito a un'opposizione che ho fatto mi è stato riconosciuto l'inabilità dell'INPS, perché io lavoravo per avere un'anticipazione sulla pensione. Sì. Sì. Siete stato riconosciuto inabile al lavoro al 100%. Cioè, non ho accompagnamento, anche se sono un NIA 4, non ho l'accompagnamento. Vedete che già vi è uscita la sentenza a seguito di opposizione. C'è già non ho fatto ricorso. Ma sono passati 6 mesi da questo accertamento? Sì, sono passati dal 2008. Allora andate dal medico curante, vi fate un aggravamento della situazione e richiedete un'altra volta alla commissione INPS di prima istanza di sottoporvi a visita per l'accertamento della inabilità assoluta al lavoro, con tutte le provvidenze economiche che ne discendono. Rifate la procedura. Poi, avvocato, chiedo scusa ancora della vostra bontà. Mia moglie mi sta assistendo continuamente. Il mio reddito è questo. Ha diritto alla pensione di assistenza sociale. Ma è dipendente pubblica? È dipendente pubblica? No, è totalmente a mio carico, non lavora, è casalinga, però non può lavorare, che mi assiste. Allora la provvidenza che c'è, che ne abbiamo parlato la scorsa, l'home care, è solo per i parenti dei dipendenti pubblici. Quindi... No, ma ha superato 73 anni, 73 anni. Però dovete vedere... Può avere diritto alla pensione sociale. Allora, quanto è il termine minimo per poter il fare la domanda? Il termine minimo non dovete superare con il reddito del nucleo familiare circa 8.000 euro solo. E a questo aggiungo... Il personale o il totale? Il totale, il nucleo familiare sempre va calcolato, ecco perché molti che sono... 8.000 euro. 8.000 e qualcosa, per cui 8.000 e qualcosa, per cui vi consiglio sempre di fare, ecco, al patronato, perché molte persone raggiungono per anzianità naturalmente avrebbero il diritto di prendere la pensione di anzianità, di vecchiaia volgarmente detta, però c'è il coniuge il reddito del coniuge, anch'esso pensionato o no, che praticamente se prende intorno agli 800 euro al mese esclude... Il reddito delle mie pensioni di invalidità, ecco perché vi invitavo, ci sono alcune voci che vanno escluse e non influiscono sulla determinazione del reddito. Va fatto un calcolo preciso. Va fatto un calcolo, però va fatto da chi materialmente lavora queste pratiche, che sono naturalmente CAF, patronati, consulenti del lavoro, quindi inserite. Quindi vi invito a farlo subito, anzi, in modo che avete già una proiezione.
Io la saluto, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo la dottoressa Ippolito che in attesa avevamo fatto questa domanda prima. Allora, i dipendenti di queste aziende, di queste attività che hanno chiuso sono fallite purtroppo, non per colpa loro, ecco, perché la situazione particolare del periodo magari non ha permesso a determinate attività di rimettersi in campo, ecco, perché gli investimenti probabilmente hanno superato di gran lunga le perdite, ecco, dalla mancata vendita, eccetera, eccetera. Questi dipendenti, dottoressa Ippolito, che fine fanno? Allora, i dipendenti per le aziende che diciamo che hanno deciso di chiudere, sono tutti in cassa integrazione. Il discorso che il governo oltretutto non ha neanche considerato, che ci sono, a parte chi ha avuto la fortuna di prendere le casse integrazioni, perché c'è ancora una lista di persone che ancora non ha visto avere questo misero indennizzo. Quindi già partiamo dal presupposto che sì, si è presentata la domanda della cassa integrazione, ma ancora non tutti l'hanno percepita. In più ci sono delle casse integrazioni che sono state quantificate in 50 euro, 100 euro, quindi direi che non è una forma che va naturalmente a poter diciamo sussidiare una famiglia o comunque diciamo coprire un periodo come quello che si è presentato, che non è un periodo breve. Quindi una risposta e oltretutto anche a lungo termine, perché queste casse integrazioni non stanno arrivando nei tempi che dovrebbero arrivare. Quindi le domande sono state presentate tipo a marzo, le prime tranche sono arrivate a giugno, quelle di giugno stanno arrivando adesso, quindi a novembre, quindi ci sono dei tempi veramente lunghissimi, cioè la gente non può pensare di poter aspettare questi tempi. In più la cosa più grave è che chi è in cassa integrazione non può aderire ad altre forme di sussidio, perché c'è già la cassa integrazione che dovrebbe coprire il disagio tra virgolette momentaneo, che momentaneo non è. Certo, perché se poi le attività sono chiuse, questi dipendenti rimangono fuori. I dipendenti privati, dobbiamo dirlo a tutti quanti, mangiano una volta ogni 3 mesi. Ecco questo. Questo, quindi non mangiano tutti i mesi, ogni 3 mesi, ecco perché sono più in forma di altri tipi di dipendenti. Certo, non c'è bisogno infatti andare in palestra. Non c'è bisogno, infatti non vanno in palestra, non per mancanza di soldi. Esattamente. Dottoressa, rimanga con noi perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove chiama? Io chiamo da Montalto, mi chiamo Michele, complimenti per la trasmissione. Volevo rivolgere una domanda all'avvocato, in quanto io ho mia moglie affetta da diabete più psoriasi, quindi ha diritto alla pensione di invalidità? Ci sono 2 indennità, una specifica per il diabete e una per la malattia cronica che è la psoriasi. In questo caso cosa dovete fare? Medico curante, vi fate applicare il codice, fate la richiesta, commissione di INPS, commissione di prima istanza valida la patologia e ci sono 2 indennità, una per il diabete proprio separata e una per la malattia cronica. Però seguite questo, oltre naturalmente saprà vostra moglie l'esenzione totale da tutti gli esami diagnostici e anche i farmaci per la malattia specifica. Non so se la psoriasi, quale malattia cronica, è anche esentata, quindi massima gratuità, sia per l'esame diagnostico che per tutti i protocolli terapeutici. Ve lo sanno dire esattamente il medico curante o l'ufficio ASP, l'ufficio relazioni con il pubblico, se riuscite a parlare. Certo, questo è soprattutto, ma è legata al reddito anche, avvocato, velocemente, perché non è legata al reddito, quindi se uno è affetto da queste patologie può accedere a queste indennità. Certo. Allora chiedo scusa, avvocato, io l'esenzione da diabete già ce l'ho,
No, no, perciò io non lo sapevo, però questo è ovvio. Parliamo di indennità in questo caso. Perché indennità, voi andando Di quello non c'è niente. Allora, andando al CAF o al patronato o presso qualsiasi associazione che fa consulenza per quanto riguarda consulenza fiscale e previdenziale, non dimenticatevi di portare, perché da lì, e vi ripeto, non è un indicatore l'ISEE, è un indicatore importante, però per molte domande non ci dice tutto, però portatevi l'ISEE e naturalmente poi ecco, i redditi che materialmente avete. Ci sono dei modelli che dovete sottoscrivere, cioè da lì naturalmente poi si estrapola se avete diritto all'indennità, in che misura, a secondo del reddito che percepisce il nucleo familiare. Quello sempre esce in automatico. Perfetto, grazie per aver telefonato, poi ci faccia sapere, chiaramente. Non so se abbiamo un'altra telefonata, pronto? C'è un'altra telefonata? No, abbiamo la dottoressa Ippolito. Ecco, la vedo pronta. Insomma, diceva giustamente, cassa integrazione che ancora deve arrivare, quella del primo lockdown. Adesso scatta questo secondo lockdown perché, vabbè, la Regione, abbiamo detto, sta preparando il ricorso, ancora non l'ha fatto, sta preparando il ricorso, ci sono anche dei tempi tecnici, avvocati. I tempi tecnici veloci che siano a seconda del ricorso che naturalmente presentano, è da 1 settimana a 15 giorni per avere una prima decisione. Insomma, per cui il lockdown è di 15 giorni. Sì, comunque ecco, rischia che praticamente sia una pronuncia postuma rispetto all'effetto che si voleva avere. Certo, ed eventualmente i danni ai tanti esercenti, chi glieli I danni agli esercenti come alla prima ondata di pandemia non glieli ripagherà nessuno, perché anche quello che abbiamo osservato, quello che hanno dato a titolo di ristoro, naturalmente veramente non hanno pagato nemmeno le bollette della luce, e adesso che c'è un ristoro parametrato al 150 fino al 400% di quello che si aveva prima, pagheranno una bolletta e mezzo in più, al massimo 4 bollette della luce, per cui le famiglie sicuramente non mangeranno, quindi saranno in perfetta forma, speriamo, fra qualche mese, sembra il discorso che non mangiano, per cui ecco, dottore Scalmazzi ci conforterà su quello, qual è l'entità di che cosa stiamo parlando, perché quando uno sente 150% di quello che abbiamo dato fino al 400%, sembra che chi ha gli esercenti, gli autonomi avranno una marea di soldi, che per fortuna che è venuta la pandemia. Non è assolutamente così. Cioè non bastano neanche per i costi fissi, parliamoci chiaramente. Ma i canoni di locazione non se ne parla proprio, sto parlando proprio per mantenere i frigoriferi accesi o qualcosa, quindi le bollette della luce o del gas, questo stiamo parlando. Salutiamo che in linea abbiamo la telefonata, poi facciamo intervenire la dottoressa Ippolito e il dottore Scalmazzi. Telefonata, pronto? Buonasera, associamento da Cetraro. Benvenuto. No, volevo sapere dato che io e mia moglie prendiamo la pensione, quella civile, prendiamo pochi soldi, abbiamo il diritto dell'aumento. Cioè l'invalidità civile. Se siete al 100%... Prendiamo la pensione 460 euro al mese mia moglie. Allora, pensione civile, semplicemente perché la pensione di vecchiaia. No? La pensione di vecchiaia, lei mi sta dicendo? Sì, quella di vecchiaia prendiamo mia moglie. No, la pensione di vecchiaia avete diritto soltanto ad avere un adeguamento Istat. Dovete andare a verificare presso il patronato più vicino a voi, perché se prendete così poco potete accedere alla pensione di cittadinanza. E l'ho fatto la pensione di cittadinanza. Quando vanno date? Non è stata ammessa. Quanto? Non è stata ammessa, l'ho fatta la pensione. Quindi deve essere qualcosa perché dovete andare a vedere se avete qualche deposito, conto corrente, avete una casa, più di una casa. No, c'ho una macchina piccolina che è stata a mia moglie. Dovete verificare, perché avete un reddito troppo basso, perché voi pigliate 400 euro, chi ha pensione
di cittadinanza ne prende, non vi dico il doppio, ma quasi, per cui andate a verificare. Quindi bisogna vedere perché, insomma, certo, vi hanno dato una motivazione per il rigetto della domanda quando lei l'ha fatta? Le hanno detto perché non vi danno questa pensione? Ho capito, ma però ci vuole da gennaio, febbraio per fare questa domanda per la cittadinanza. No, quello che il rigetto, vi hanno detto non ve lo diamo, vi hanno dato una motivazione o no? Nel senso, se no... Sì, mi hanno fatto un messaggio che è stata negata la cittadinanza e vi diamo il risultato. Però sono 5-6 mesi, nessun risultato mi hanno dato. E allora dovete andare a un patronato, portate questo messaggio che vi è arrivato, in modo che penserà il patronato a richiedere praticamente le motivazioni per cui vi è stata rigettata, che lì c'è, e quindi bisogna capiamo perché, qual è il ecco. problema, perché... Se magari uno si ripresenta la domanda... Perché con una cifra così, ecco, di modesta entità voi avete... Certo. Ecco. Quindi bisogna vedere perché vi hanno rigettato la domanda, va bene? Io la saluto perché devo dare... No, volevo un'altra domanda. Allora deve rimanere in linea perché devo dare la linea alla regia. Pochi secondi, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, ultima parte di questa trasmissione, abbiamo tantissime telefonate in linea e abbiamo altri collegamenti, per questo io volevo concludere con il nostro telespettatore di Cetraro. Ultima domanda velocissima, pronto? No, volevo sapere, per l'affitto, perché sono 2018-2019, nessuna il fitto casa è stato dimenticato. È stato dimenticato, purtroppo stiamo aspettando ancora che provvedano alla liquidazione. Sono con un ritardo che naturalmente non è pensabile, sono in ritardo veramente di 1 anno e mezzo. Quindi per il contributo fitto casa. Quindi sono in ritardo, purtroppo. Salutiamo il nostro telespettatore, abbiamo tantissime telefonate in linea e vedo collegato in questo momento Francesco Manna. Abbiamo parlato insomma delle difficoltà, chiusura di palestre, di piscine. Intanto lo saluto Francesco Manna, benvenuto. Mi sente? Allora, vediamo di risolvere il problema dell'audio con Francesco Manna. Buonasera. Eccoci. Grazie. Dicevamo il problema delle piscine, cioè non è soltanto il problema insomma, delle perdite, chiaramente perché è investito per mettere a norma le strutture. Non ci sono stati contagi nelle piscine oppure nelle palestre, assolutamente si sono messi a norma, hanno rispettato le regole, sono state chiuse. Non è soltanto la questione della perdita degli imprenditori, insomma le persone che fanno attività sportiva eccetera eccetera, ma c'è anche un altro aspetto che viene trascurato per quanto riguarda ecco, le piscine, che sono davvero un supporto importantissimo per quelle persone che hanno delle difficoltà, ecco, anche motorie, è vero Francesco Manna? C'è anche questo aspetto che viene trascurato. Mi sente? No, abbiamo un po' di problemi con questo. Ma è un aspetto sanitario soprattutto. Sì. Sì, adesso la sento e la vedo. Sì, è un aspetto sanitario che c'è un po' di ritardo, diciamo. Continui a parlare perché adesso mettiamo a punto questo collegamento, però noi la sentiamo. Dicevamo c'è anche questo aspetto sanitario. Insomma. Allora, c'è un aspetto diciamo sanitario importante delle persone che hanno educazione funzionalità, ma anche fanno degli aspetti interventi, siamo quella classe. Allora io la interrompo perché dobbiamo ripristinare il collegamento, chiedo scusa, chiedo ai nostri sempre meravigliosi tecnici che ci assistono dalla regia di
ripristinare il collegamento con Francesco Manna, altrimenti non riusciamo ad ascoltare bene le parole. Intanto abbiamo un'altra telefonata e poi volevo salutare Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi. Sentiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Sì, pronto, buon pomeriggio, chiamo da Rizziconi. Benvenuta, prego. Grazie. Niente, io volevo chiedere come mai mi è stata respinta il reddito di cittadinanza, visto che comunque abito in una casa popolare, non ho macchina, mia mamma ha un'invalidità, però mi è stata respinta, appunto senza avere nessun reddito, cioè mi risultava l'ISE di 4.000 euro, però fatto sta che non mi hanno accettato la domanda, non mi hanno dato neanche la motivazione e quindi non so cosa fare. Velocemente, avvocato. Allora, serve assolutamente la motivazione, perché sicuramente ci sarà, ritengo ci sarà un motivo. Se non è per reddito non le so dire assolutamente quale possa essere, perché mi avete detto qual è il vostro l'ISE, quello che avete. Non avete naturalmente depositi, quindi valori immobiliari, quindi depositi in banca più di 6.000 sì, avevamo dei terreni ovviamente dichiarati, però è poco, non è che... No, perciò lì è tutto quanto dall'ISE ne risulta. Dovete dall'ISE 4.000 euro. Perfetto, dovete recarvi presso un patronato, perché tramite loro fanno un'istanza di accesso in modo da sapere esattamente la motivazione per cui ve l'hanno respinto. Questo per quale motivo? Perché se non c'è nessuna motivazione può darsi che è un mero tragico errore, e quindi poi si risolve diciamo richiedendo anche il rimborso Io dei veramente canoni. ho chiesto dove ho fatto domanda, però praticamente mi hanno detto che devo aspettare risposta dall'INPS, che loro non possono accedere alla motivazione. Però c'è sul portale dell'INPS, c'è dove andare a chiedere. Vi consigliavo farlo attraverso un intermediario, che sono praticamente i CAF, i patronati, perché diciamo viaggiano sulla stessa piattaforma e hanno un collegamento diretto, quindi per maggiore fruibilità. Va bene, grazie per la telefonata. Sì, ti volevo chiedere un attimo un'altra cosa. Al volo. Per quanto riguarda l'aumento sempre per l'invalidità civile di mia mamma, visto con questo reddito possiamo rientrare, dobbiamo fare domanda? Allora, è invalida al 100%? Sì. E allora, quanto prende al mese? In tutto oppure di questo? No, solamente la pensione di invalidità, perché è invalida al 100%, a quanto ammonta? 2,80. E quindi fino a 6,71 ha diritto all'aumento e le viene corrisposto in automatico nella mensilità di novembre, quindi o dicembre, a far data con gli arretrati da luglio 2020. Senza fare richiesta, quindi? In automatico. Allora aspettiamo dicembre, visto che novembre non ha... Perciò stanno avendo un po' di ritardo, quindi troverete anche gli arretrati da luglio fino a quando... Ma c'è modo di vedere oppure è sicuro che comunque le daranno l'aumento? Se è in automatico. È in automatico e c'è norma di legge. Norma di legge. La saluto. La ringrazio, intanto vediamo se abbiamo il collegamento con Francesco Manna, perché poi sono arrivate anche delle domande sul nostro numero WhatsApp per la dottoressa Ippolito. Allora abbiamo Francesco Manna? Pronto? No, vediamo invece se abbiamo la dottoressa Ippolito. Allora questo nostro telespettatore, una nostra telespettatrice ci dice che è andata in cassa integrazione da oggi per 15 giorni, ma a novembre dovrà fare un intervento, quindi dovrà stoppare la cassa integrazione e avviare la malattia. Si può? Ci chiede come funziona in questo caso? Allora, in questo caso dovrebbe naturalmente farlo presente al datore di lavoro che lei ha una problematica di malattia, perché naturalmente dovrebbe subire l'intervento in modo tale che al limite non la mette in cassa integrazione, ma gli fa usufruire il datore di lavoro degli istituti che ha, tipo permessi o re-roll o ferie, perché poi se comincia il periodo della cassa integrazione poi non può naturalmente fare la sospensione per entrare in malattia. Quindi consiglio di utilizzare naturalmente interpellare
risorse umane, l'ufficio personale, far presente la situazione in modo tale che al limite la cassa integrazione gliela fanno partire anziché per 15 giorni o gliela riducono fino a quando lei subirà l'intervento e poi andrà in malattia, oppure utilizzerà gli istituti che lei dovrebbe avere, permessi, ore roll, festività soppresse, ferie o quant'altro, fino a quando subirà l'intervento e poi naturalmente entrerà la malattia. Perfetto, grazie, grazie, rimanga sempre con noi, dottoressa Ippolito. Vedo Francesco Manna adesso collegato con noi. Allora, stiamo parlando questo discorso delle piscine che sono insomma dei luoghi importantissimi anche per quelle persone che hanno difficoltà motorie, e mi diceva Francesco Manna prima che è una questione insomma anche sanitaria, ecco. Prego. Sì, ci sono molte persone che hanno problemi di rieducazione funzionale in acqua, persone che subiscono interventi e che solo in assenza di gravità possono svolgere questo tipo di attività. Sono anche altri aspetti, dove ci sono il terapista con dei bambini magari affetti di autismo, per questi corsi molto, molto belli, molto produttivi dal punto di vista fisico per questi bambini che ad oggi non possiamo svolgere, e che gli utenti ci stanno chiedendo con gran forza di fare qualcosa, però stiamo aprire una struttura per pochissime persone e non possiamo neanche aprire una struttura dal punto di vista agonistico perché i costi non ce lo permettono. Purtroppo abbiamo un po' di problemi su questo collegamento, io le chiedo scusa, ma chiaramente insomma, queste linee di Skype sono intasate, no, in questo periodo. Facciamo così, ci risentiamo prossima settimana, vediamo di fare il collegamento al meglio, vediamo di risolvere un po' questi problemi che non dipende chiaramente da noi ma proprio dalla linea Skype. Allora ci sentiamo, anche perché tra poco siamo in chiusura di trasmissione e questo è un argomento che dobbiamo approfondire bene, perché è un aspetto sul quale accendere i riflettori, perché interessa tantissime persone. Allora facciamo così, con Francesco Manna io lo saluto e ci sentiamo la prossima settimana per affrontare al meglio questo argomento. Intanto grazie per essere stato con noi, ci sentiamo settimana prossima. Io volevo Cristian Scalmazzi, eccolo insomma, a proposito di questi ristori, avvocato, abbiamo in collegamento Cristian Scalmazzi. Prima di salutarlo, cosa possiamo chiedergli? Che dobbiamo farci un po' i conti? Ci dobbiamo fare i conti, e soprattutto se possiamo offrire anche la prossima settimana anche delle linee guida, perché ad oggi non ci sono. Noi siamo, da stanotte tutto quanto chiuso, questi ristori ad oggi non ci sono. Come diceva il dottore Scalmazzi. Nemmeno come inoltrarli. Quindi linee guida, ma dottore Scalmazzi. Allora, per quanto riguarda l'attività prevista nel decreto ristori, come avevamo detto la volta precedente, quelle attività interessate riceveranno automaticamente il ristoro per le perdite subite. Parliamo di un ristoro parziale, perché vi spiego. Il calcolo che viene utilizzato per il ristoro all'attività ed il calcolo che si è poi utilizzato a giugno era collegato al fatturato del 2019 sul fatturato 2020 delle aziende. Cosa significa? Che un'azienda ad aprile 2020 doveva dimostrare di aver avuto una perdita di fatturato pari a 2/3 per aver rimborsato una percentuale di questo fatturato, che era variabile a seconda del volume d'affari. Quindi se l'impresa aveva fatturato fino a 400.000 euro avrebbe ricevuto un 20% sui cali di fatturato. Se aveva dei volumi di guadagno superiori, questa percentuale andava man mano scendendo fino al 10%. E nel primo decreto furono escluse le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, che oggi sono state inserite, anche se non potranno ricevere ristori superiori a 150.000 euro. La problematica qual è?
che le imprese che hanno aperto la partita IVA a fine 2018 non prendono ristori se hanno iniziato l'attività effettivamente dopo aprile 2019 e oggi, pur essendo in attività, non riceveranno alcun beneficio. Altre attività che non riceveranno benefici sono le attività stagionali, che magari iniziano la stagione a maggio per chiuderla a ottobre e quindi in quella mensilità il fatturato è pari a zero, sia nell'anno 2019 che nel 2020. Quindi queste aziende, pur avendo delle grosse perdite in questo momento, non riceveranno soldi da nessuno. Stanno però questi giorni ricevendo le richieste di pagamento da parte dei comuni per quanto riguarda la Tari. Ieri io discutevo proprio con degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione dello Ionio Cosentino, dove ai ristoranti stanno arrivando da pagare per un mese e mezzo di attività importi per la tassa ai rifiuti pari a 6, 7, 8, 10, 12 mila euro, che non possono essere compensati dal decreto ristori e né è prevista la loro sospensione del pagamento. Sono tutti aspetti che bisognerebbe analizzare a fondo questi, ecco, perché come dicevo, dottore Scalmazzi, queste tasse, i tributi non vanno in lockdown, soltanto, insomma... I pagamenti richiesti dalle amministrazioni non hanno mai sospensioni, non subiscono perdite e quindi vanno sempre in non vanno mai in sospensione. Certo. Per cui chi ci rimette è sempre il contribuente. Certo, io comunque saluto il dottore Scalmazzi, se vuole anche la prossima settimana torneremo a collegarci con lei perché insomma sarà a vostra completa disposizione. Una settimana importante perché insomma vedremo se questo ricorso verrà inoltrato, vedremo insomma come evolverà la situazione perché poi si tratterebbe della prima settimana del nuovo lockdown. E soprattutto i modelli alle piccole imprese che spieghiamo esattamente materialmente come devono chiedere questi rimborsi. Certo. Quindi dottore Scalmazzi, allora ci vediamo con lei anche prossima settimana, va bene? Grazie, buona serata. Grazie anche a lei. Noi abbiamo un'altra telefonata, prima di salutare anche la dottoressa Ippolito, tra l'altro stanno arrivando molte domande per la dottoressa Ippolito. Intanto salutiamo la dottoressa perché c'è una nostra telespettatrice che ci dice che il datore di lavoro le ha detto che non può prendere le ferie perché non ha soldi. Questo lo chiedo alla dottoressa Ippolito, una domanda rivolta proprio a Mariella Ippolito. Eccola, l'abbiamo in linea. Insomma, sono tanti i problemi, dottoressa, di questi lavoratori, cassa integrazione, il datore di lavoro che dice io non ti posso pagare se vai in ferie. Esatto, ma non capisco però la domanda che ha fatto la telespettatrice, in che senso non può mandarle in ferie perché non hai soldi da pagare? Così ci viene scritto sul nostro numero WhatsApp, quindi credo sia un problema insomma dell'azienda per cui lavora. Quindi adesso chiediamo non la manda in ferie, adopera l'istituto della cassa integrazione. Quindi se non vedo una connessione logica in questa cosa, nel senso che c'è un'azienda che assume dei dipendenti, se il dipendente ha maturato degli istituti con il passare del tempo e il dipendente decide di andare in ferie per un periodo di tempo perché magari in azienda si continua a lavorare, l'azienda decide di non mandare in cassa integrazione i dipendenti, se il dipendente matura ferie, permessi e quant'altro, il datore di lavoro è tenuto a pagare la mensilità. Quindi è una cosa che non può esistere assolutamente. Se gli istituti sono maturati, si parla di zona rossa. Perché... Dottoressa Ippolito, siamo nel classico esempio qui in Calabria, ma in tutta Italia, allora, che i lavoratori dipendenti, questo è il classico sfruttamento, cioè il datore di lavoro non messo in cassa integrazione perché ha bisogno delle prestazioni della lavoratrice e se lei dovesse prendere e vantare qualche diritto
sancito dalle norme in materia, viene licenziata. Certo, perché poi il ricatto del dipendente privato è questo, qua perché mi dice, se non fai in questo modo ti licenzio. Dice mi può negare le ferie dato che essendo zona rossa abbiamo chiuso. Beh, no, assolutamente, no. Assolutamente no. Noi diamo voce ai telespettatori perché ci sono anche delle ingiustizie che subiscono in queste domande che ci fanno, ecco, per questo insomma il lavoratore che ha bisogno chiaramente di quel posto di lavoro subisce spesso... Se qualche sindacato volesse intervenire sarebbe anche importante, perché quindi qua è non tutta può materia... lo diciamo, dottoressa Ippolito, non può esistere una cosa del genere. Non può esistere una condizione tale, quindi la signora, il dipendente può tranquillamente, c'è l'ispettorato del lavoro al quale potrebbe tranquillamente far presente la situazione, o oltretutto diciamo che si dovrebbe partire dai sindacati che naturalmente fanno parte, insomma, che hanno delle note all'interno dell'azienda stessa. Se poi i sindacati non ne prendono parte, rimangono fuori o non risolvono il problema, poi la dipendente potrebbe tranquillamente optare per altre vie, ma assolutamente il datore di lavoro non può diciamo evitare di pagare la mensilità solo perché decide il dipendente di prendersi delle ferie regolarmente maturate. Assolutamente no. E questo è importante. Dottoressa, io saluto anche lei perché siamo davvero quasi in chiusura, grazie per la sua disponibilità, magari anche nelle prossime settimane torneremo a collegarci con lei, va bene? Grazie, grazie per la disponibilità. Intanto abbiamo altre telefonate. Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Chiamo dalla Mezza, sono la signora Angela. Benvenuta signora. Le vorrei fare una domanda all'avvocato. Prego. Senta, mio marito ha fatto la domanda nel 2017 dell'accompagnamento, però gli è stata bocciata 2 volte. Abbiamo fatto ricorso eppure niente. Come mai, avendo l'invalidità al 100%, comma 3, e poi gli hanno ritirato pure la patente? Comma 3, articolo 3,3, legge 104. Sì. Senza soldi però, insomma, traducendo. Guardate, non si può prescindere dal vedere naturalmente l'incartamento, perché come avete fatto, dietro richiesta del medico c'è stata la commissione di prima istanza che ha valutato la certificazione e ha fatto anche una diagnosi dietro naturalmente una visita, un esame obiettivo di vostro marito. Quindi ha deciso che non era meritevole di avere l'indennità di accompagnamento, avete fatto opposizione al tribunale, il giudice ha nominato un consulente tecnico medico, il quale molto probabilmente ha confermato, diciamo, che non ne aveva diritto, però bisogna leggere molto bene le carte. Vi ripeto, l'accompagnamento segue un requisito sanitario, per cui chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che non c'è automatismo fra invalidità al 100% e indennità di accompagnamento, non c'è questo automatismo. L'invalido al 100% può benissimo compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi diciamo, ecco, più che altro l'attenzione deve essere rivolta a questo aspetto, perché perfetto. Essere invalido al 100% non significa non poter compiere gli atti quotidiani della vita. E noi ci dobbiamo fermare perché siamo in chiusura. Ringrazio davvero i tanti telespettatori che anche oggi insomma, hanno voluto essere partecipi di in questa trasmissione. Sono davvero tante le telefonate che non siamo riuscite a mandare in onda e sono tantissimi messaggi WhatsApp che riceviamo, però come dicevo prima, avvocato, noi non ci fermiamo, anche in modalità lockdown, anche dalla zona rossa, continueremo insomma ad essere qui ogni giovedì alla stessa ora, sempre per dar voce ai cittadini. Io ringrazio l'avvocato Pierpaolo Rodigliero e ringrazio chiaramente anche voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.